Oggi siamo in Basilicata e più precisamente a Melfi, città di Federico II e delle Constitutiones Melfitane. Oggi cercheremo di visitare insieme una delle chiese rupestri presenti nella città, quella di Santa Margherita. Andiamo a vederla insieme. Molto lieta signora, siamo in compagnia della signora Lina Moscaritolo, una delle guide turistiche della Proloco di Melfi. Allora, questa è la chiesa rupestre di Santa Margherita di Antiochia che vediamo rappresentata al centro, praticamente una delle tante chiese rupestri di origine basiliane presenti nel territorio. Si presenta a navata unica, divisa in due campate da un arco carenato. Al suo interno presenta due altari ed è quasi completamente ricoperta di affreschi. Come epoca di realizzazione degli affreschi abbracciamo un po' tutti il 1200, quindi non c'è un momento unitario né uno stile univoco di rappresentazione, sono intervenute più maestranze anche in momenti diversi e con una base stilistica di riferimento diversa. Al centro abbiamo Santa Margherita, sulla sinistra San Paolo, sulla destra San Pietro. Nella volta absidale il Cristo Pantocratore. Il Cristo Pantocratore è un elemento tipico bizantino, anche se in questo caso si discosta da quello che è lo stile di rappresentazione, perché è un Cristo Pantocratore giovane, senza barba, sorridente, mentre qui nell'archivolto, in questo medaglione centrale, abbiamo un altro Cristo Pantocratore più classico nella rappresentazione e benedice con il rito latino, mentre il primo benedice con il rito greco. Questa è una delle testimonianze di una coesistenza, diciamo così, tra il rito greco e quello latino. Sempre nell'archivolto i simboli dei quattro evangelisti, San Marco, San Giovanni, San Matteo e San Luca. Da questa parte invece abbiamo San Nicola dei Greci, vescovo di Mira. Nell'intradosso San Basilio il Grande, vescovo di Cesarea, il primo che detta la regola a cui si ispirano questi monaci basiliani. In alto San Guglielmo da Vercelli, Santa Elisabetta e da questa parte San Vito. Questa è la parte più antica per quanto riguarda la realizzazione degli affreschi. Inoltre questa chiesa presenta un cenacolo perché è di tipo cenobitico, quindi era prevista per i momenti di convivenza di questi monaci orientali. Adesso ci spostiamo davanti, dove il discorso si fa leggermente diverso. Allora, al centro dell'arco mediano abbiamo un affresco rappresentante Santa Lucia e Santa Caterina di Alessandria. È un affresco molto ricercato nei dettagli e nei particolari, quindi richiama molto quelli che sono i mosaici di Ravenna. Questo è l'altare di San Michele Arcangelo, l'abbiamo rappresentato sia qui nella parte centrale che il primo a sinistra. In effetti il culto di San Michele, introdotto dai Longobardi e rafforzato poi dai Normanni, è un culto da noi molto sentito, protettore di tutta l'area del Vulture. Al centro invece abbiamo un'odigitria, è un'icona classica bizantina, è rappresentata la Vergine assisa in trono che indica nel bambino benedicente la via verso la salvezza eterna. Vedete solo nell'iconografia bizantina il bambino avvolto adulto. Poi abbiamo un San Giovanni Evangelista. Da quest'altra parte invece San Giovanni Battista, un Cristo in trono maestoso tipico bizantino, e questo l'incontro tra i vivi e i morti.
Praticamente questo è il primo esempio nella storia dell'arte che apre un ciclo dedicato alla pittura macabra, che si sviluppa nel 1300 e sfocia in vari filoni, le danze macabre, il trionfo della morte. Questo affresco praticamente viene citato da Sgarbi. Lui inaugura a Torino nel 2005 una mostra sul male e lo cita proprio come primo esempio nella storia dell'arte. Questo affresco viene ispirato da una leggenda francese. Questa leggenda racconta di 3 nobili cavalieri che mentre vanno a caccia nel bosco si imbattono in 3 scheletri. Quindi viene rappresentata la parte più ambita, più desiderabile della vita, la nobiltà, la caccia con il falcone, e la parte più ripugnante che è la morte. Qua chiaramente il terzo scheletro è andato perso. Per quanto riguarda questa prima fase, la rappresentazione schematica sono rappresentati 3 vivi sulla sinistra e 3 scheletri sulla destra, gli uni di fronte agli altri, in una sorta di incontro. Per quanto riguarda questo affresco, però, si vede chiaramente che non sono 3 cavalieri, ma è una famiglia, un uomo, una donna al centro e un fanciullo. Dai vari elementi rilevati si ritiene che possa essere Federico II e la sua famiglia. Da che cosa si arriva a sostenere questa ipotesi? Il primo personaggio ha una barba rossa, ha un mantello bordato di ermellino, ha un mantello porpora, quindi ha i simboli della regalità, l'ermellino e la porpora. Ha un falco, un guanto da falconiere, una daga araba, e qui la predilezione di Federico II per la cultura araba. Ha una borsa con un iris a 3 punte, che è un simbolo araldico. Il secondo personaggio dovrebbe essere Isabella d'Inghilterra, terza moglie di Federico II. Bionda, occhi azzurri, più alta di lui, si vede che è più alta di lui, è l'unico personaggio rappresentato in questa grotta ad avere gli occhi azzurri. Il terzo personaggio dovrebbe essere Corrado IV, figlio di Iolanda di Brienna, seconda moglie di Federico II. Questi 2 personaggi hanno tutti e 2 una borsa da caccia con un fiore a 8 petali. E qui il numero 8, insieme con la figura dell'ottagono, fanno parte di una simbologia esoterica che ha sempre affascinato e seguito la vita di Federico II. Esempio più eclatante, Castel del Monte, tutto improntato sulla figura dell'ottagono e sul numero 8. Quando è stato aperto il sarcofago in Sicilia di Federico II, sulla prima tunica è stato trovato ricamato lo stesso simbolo, un fiore a 8 petali. Lui stesso portava al dito un anello sigillo con un fiore a 8 petali. Quindi tutti questi elementi messi insieme portano a ipotizzare che possa essere Federico II e la sua famiglia. Se noi pensiamo però anche alla funzione didascalica di questo tipo di affreschi, infatti questi affreschi per la loro forte carica espressiva di ammonimento, una sorta di memento mori, venivano realizzati in luoghi strategici, ben in vista. Di solito li troviamo agli ingressi dei cimiteri, proprio perché la gente potesse leggere immediatamente questo messaggio di ammonimento. E se riconoscendo in questa figura la figura dell'imperatore, forse poteva essere consolatorio per la povera gente che frequentava questa grotta, perché se anche l'imperatore incontra la propria morte, vuol dire che la morte ci accomuna tutti. Vedete, gli scheletri sono resi particolarmente macabri dallo stomaco con i vermi, proprio ad indicare la putrefazione della carne, quindi la caducità della vita. Quindi il messaggio è tutt'oggi attualissimo e di lettura immediata. Allora, fino adesso abbiamo visto una pittura fortemente influenzata da una cultura bizantina, anche se ridotta, molto logorata, ridotta alla semplice maniera. Adesso guardiamo una pittura più popolare, più primitiva, non c'è proprio ricercatezza formale, ci apriamo alle nuove tendenze gotiche, la figura è ridotta all'essenziale. Esempi di questa pittura sono stati riscontrati nella Catalogna. Però la pittura perde quella staticità ieratica bizantina perché si fa movimento, si fa racconto. Sono rappresentati 3 martiri. Il primo in alto è il martirio di San Lorenzo, si vede San Lorenzo sulla graticola, un cielo stellato tipico della notte di San Lorenzo.
Poi abbiamo un angelo con un aspersorio che cerca di lenire le sofferenze del santo. Nell'affresco centrale invece il martirio di Santo Stefano, primo martire della Chiesa. Qui vedete l'affresco si divide in due, sulla parte destra ci sono gli esecutori del martirio, resi proprio a delle maschere grottesche, proprio a voler rimarcare la loro malvagità, mentre sulla sinistra abbiamo due personaggi che assistono a questo martirio senza partecipare più di tanto, resi in maniera incerta. Il primo però con la barba potrebbe essere San Paolo, perché San Paolo, che viene sempre rappresentato con la barba a punta, prima della sua conversione ha assistito al martirio di Santo Stefano. Da questa parte invece abbiamo il martirio di Sant'Andrea crocifisso. Qui si vede proprio una sproporzione notevole tra la testa, la barba e il resto del corpo. È una rappresentazione statica, l'unico movimento viene dato da questi due carnefici che lo stanno legando all'albero. Questa iconografia di Sant'Andrea però non corrisponde a quella che è la nostra iconografia, perché noi per croce di Sant'Andrea intendiamo quella a X. Questo tipo di crocifissione invece trova riscontro in miniature germaniche del 1200. Per ricchezza e qualità e conservazione degli affreschi, questa chiesa è una delle più rappresentative non solo di quelle presenti nella zona, ma un po' di tutta l'Italia meridionale, perché è paragonabile solo a quelle in Cappadocia. Michela Cossidente per HTO, la chiesa rupestre di Santa Margherita, Melfi, Basilicata.